canale YouTube di Sardosono, il canale di vendita online di prodotti alimentari della Sardegna, selezionati con dei fornitori molto particolari. Oggi siamo, come dicevo, in Sarda Cioccolati, a Nuoro, è una realtà giovane, e siamo con Egle Ticca, e anche se fuori campo c'è Roberto Tazzi che è il suo compagno, ma è del tutto evidente che sta lavorando in laboratorio. E quindi Egle, parlaci di questa vostra attività giovane e che cosa avete in serbo per il futuro. Noi veniamo, è una nuova realtà, hai detto bene. Abbiamo voluto fare un po' una scommessa con Roberto e portare la cioccolateria, la vecchia cioccolateria che c'era giù a Suni, qui a Nuoro. Una nuova realtà, veramente una nuova scommessa. È stata difficile, un anno di lavori, un anno di battaglie, finalmente ce l'abbiamo fatta. Noi veniamo da una vecchia tradizione di due sorelle sarde che nel 68 erano immigrate a Torino in cerca di lavoro e loro hanno fatto nascere una cioccolateria meravigliosa, una cioccolateria fantastica. Una delle due sorelle, la mamma di Roberto, è voluta tornare in Sardegna e lì e qua si è stabilita. Adesso è andata in pensione e io e il figlio abbiamo voluto trasferire la cioccolateria qua a Nuoro. Bene, come dicevo è un'attività giovane, un'attività che affonda quindi le radici nella tradizione della Sardegna, con tutta l'esperienza pasticcera e cioccolataia piemontese. L'associazione tra cioccolato e alcuni gusti tipici sardi, com'è? Da dove viene? Viene appunto dal portare il cioccolato in Sardegna e quindi fare l'abbinamento. Il cioccolato non è solo Piemonte, non è solo il mirto, il cioccolatino al mirto per esempio, il cioccolatino allo zafferano, alla malvasia o all'acquavite, sono tutti dei cioccolatini che sono nati proprio qua in Sardegna tramite varie ricerche, o il cioccolatino al pecorino che è nato nel 2007 grazie alla collaborazione che aveva avuto Roberto, il cioccolataio, con Roberto Pessa, uno chef, giovanissimo chef, e lì è nato proprio questo abbinamento tra pecorino, il fiore sardo DOP, col cioccolato fondente, che detta così sembra... No, sembra invece un buon abbinamento perché abbina il salato con il dolce, esatto, con e il piccante, perché il fiore sardo di fatto è piccante. Però abbiamo anche il piccante, quindi anche il cioccolatino al peperoncino per esempio, che è un ottimo abbinamento. Quindi è una ricerca volta a studiare, a sperimentare. Assolutamente, ogni giorno noi sperimentiamo cose nuove, ci piacciono e le proponiamo, non ci piacciono e le accantoniamo e facciamo altri studi. Una notazione simpatica. Puoi descrivere il volto di qualche consumatore, di qualche avventore quando assaggia uno dei vostri prodotti? Uno dei nostri prodotti quando vengono qua in negozio, che io propongo, per esempio il pecorino, rimangono un po' così, ma il pecorino col cioccolato lo assaggiamo. E invece abbiamo diversi clienti che vengono solo ed esclusivamente per il pecorino, sì, o per lo zafferano lo stesso è il cioccolato al latte, a sentirla sembra insomma un po' un'associazione, come dire, inedita. Usiamo solo prodotti naturali, ovviamente, tutte le creme che Roberto, perché lui il maestro prepara eccetera, sono tutte cose naturali, posso dirlo, cioè non c'è niente di surrogato, di chimico ormai. Tutti i nostri prodotti per esempio sono senza glutine, riusciamo ad accontentare anche quei clienti che per esempio sono intolleranti al lattosio, allora riusciamo a fare
preparazione, una lavorazione del cioccolato apposita solo per questi clienti. Bene, bene, molto interessante questa personalizzazione Sì. anche del prodotto. Sì. Le confezioni sono molto belle, sono di massimo livello, Sì. quindi io non posso far altro che ringraziarvi per il fatto di essere, di aver preso questa sfida, di continuare con questa sfida. E i prodotti della Sarda Cioccolati sono sulle vetrine di Sardosono e questo video è sul canale YouTube appunto di Sardosono. Arrivederci. Grazie, arrivederci.